4 luglio, io ho un'idea. Anzi, poi adesso me ne è venuta un'altra. Io sono sempre che penso, io penso tanto e alle volte mi vengono fuori di quelle cose che... Una cosetta che vorrei fare è mettere un divisorio lì, una paretina lì, perché non mi piace. Mi piacerebbe avere un divisorio lì, ok? Ci si può anche appendere qualcosa poi dopo, quindi l'idea è questa. Ne ho trovato uno di legno grezzo, poi comunque sarebbe da dipingere, ma visto che devo dipingere anche il tavolino e le sedie, alla fine, vabbè, quella pittura che ho dovrebbe andare bene per l'esterno, perché è fatta per questa roba qui, quindi in teoria è per l'esterno, vabbè, insomma, andrò a vedere. Non credo sarà marrone come gli scuri, credo sia impossibile riuscire a fare lo stesso colore. In ogni caso ce l'ho, quindi quella paretina lì l'ho trovata su Amazon, sarà da pitturare poi di marrone scuro, perché il marrone che sì, il color legno chiaro non sta bene di sicuro, quindi quella sarà da trattare poi. Altra cosa che ho pensato e mi è venuta in mente adesso, no, poi siccome qui c'è tutto il telo oscurante verde, vorrei cambiarlo. Ho trovato il telo oscurante marrone ed è l'ideale per questo poggiolo, perché verde stona tantissimo, poi verde con tutte le puntine sotto stona tantissimo secondo me, ma questo avevo, il materiale era questo, ma volendo ho trovato appunto il telo oscurante marrone su Amazon e devo dire che costa anche un pochino, infatti non sono convinta di comprarlo adesso, c'è stato un periodo che costava molto meno, tipo la metà, e quindi vorrei un attimo aspettare, perché poi dopo metà luglio ci saranno gli sconti su Amazon, quindi vorrei un attimo aspettare, vorrei fare subito questi lavori, così a me quando viene in mente qualcosa voglio farlo subito. Il punto è che è inutile andare a spendere così tanti soldi quando magari poi metteranno tutto scontato, quindi non è detto, però mi conviene aspettare fino al 16-17 di luglio. E quindi un'altra cosa che voglio fare è proprio cambiare il telo oscurante, perché sta male verde. E appunto adesso vi dico l'altra idea. L'altra idea qual è? Comprare o far fare, però io comprerei direttamente altre 2 pareti di legno come quella che voglio mettere lì e metterle di qua. Adesso sto congelando, ho la pelle d'oca, aiuto. Cioè, col sole si muore dal caldo, senza sole si muore di freddo. Molto bene, perché stamattina c'erano ben 9 gradi e alle 4:30 invece di mattina erano 7 gradi a Cortina. Fa freddo. Comprare appunto altre 2 pareti uguali a quella che voglio mettere lì dal bagno e metterle di qua, una qua e una qua, in modo da poter mettere più legna, perché comunque ci starebbe molta più legna, quindi dovrei ritogliere quella che ho già messo, vabbè, ma quello è il meno, sarebbe più sicura, anche perché lì poi vado su un po' così, cioè non è proprio il massimo della sicurezza tenere la legna come la metto io, potrebbe cadere giù anche qualche pezzo, per cui non è molto da fidarsi, e quindi ho pensato proprio di fare, si potrebbe anche poi eventualmente coprire con un telo o con qualcosa sopra, in modo da avere la legna coperta e riparata in parte. Una paretina di qua dal bagno e poi le altre 2 paretine, una qua e una di qua, in modo da fare angolo, e praticamente verrebbero più o meno a questa altezza, l'altezza del pannellino solare, sono 1,80 m, e arriverebbero dove di solito faccio arrivare io la legna, più o meno qua arriverebbe la paretina, no, 90 cm non è là, adesso non mi ricordo, ma insomma arriva un po' in qua, e quindi niente, ho pensato di fare questa cosa,
aspettate che non riprendo quella macchina perché non è nostra, è una in prestito, c'è la Franza in prestito. Vabbè, niente, quindi ho pensato di fare questa cosa, però probabilmente quando uscirà questo video io avrò già fatto gli acquisti, perché quando mi metto in mente qualcosa, anche perché il video uscirà tardi rispetto a quando lo sto registrando, quindi sicuramente avrò già fatto tutto. Vabbè, comunque queste sono le mie idee, ragazzi, mi sono presa le misure e quindi io sono intenzionata a fare queste modifiche. Altra modifica che voglio fare è di là all'entrata. Ho chiesto già anche se si può fare, e si può fare. Praticamente io vorrei togliere la fioriera, quella che aveva fatto Franz con un tronco. Quella fioriera ormai ha parecchi anni, adesso avrà 9 anni di sicuro, penso abbia almeno 9 anni, quindi è tutta rovinata, è tutta marcia. Esternamente sì, sembrerebbe, poi dentro non lo so. Comunque fatto sta che io vorrei cambiarla perché non è neanche più bella da vedere, perché le fioriere così fatte con i tronchi poi si rovinano, chiaramente stando sotto le intemperie, ma tutte le cose di legno bisognerebbe trattarle sempre nel tempo e via. Comunque vorrei togliere quella e di quella fare legna e fuoco e via, e mettere delle fioriere o una fioriera unica grande con parete. Il punto è che dovesse fare molto vento, una fioriera con una parete non so quanto, cioè bisogna mettere dei sacchi di cemento dentro in modo che non si muova da lì, perché è l'unico sistema secondo me. Comunque ecco, questa è un'altra mia idea, voglio togliere quella e mettere proprio qualcosa di più serio, e lì nell'angolo dove c'è la botte vorrei mettere un qualcosa di diverso, cercare di riammodernare un po' tutto. La botte è vecchia, io la chiamo la botte, in realtà non è tonda, cioè cilindrica come una botte, però vabbè, è vecchia, è tutta rotta perché non si vede, perché è girata proprio, tutta la parte rotta è girata verso l'angolo, quindi non si vede, però è veramente anche un incubo ogni volta tirarla, spostarla per pulire, infatti non la sposto neanche più. Comunque è tutta rotta, sarebbe da riaggiustare, però io vorrei riammodernare un attimino l'entrata di casa. Allora, 16:17, io ho mangiato prima, ho mangiato un panino con il tonno e il pomodoro, niente di più semplice, e adesso sto assaggiando queste mini polpettine schiacciate. Non è male, solo forse il tutto è un po' troppo saporito per me. Per Franz credo siano perfette ste robe, però per me forse è un po' troppo saporito. Beh, ne ho cotte un po', eccole, e qui ho le zucchine semplicemente fatte a pressione, ho lavato i piatti e adesso sto cuocendo le altre, tra virgolette, polpette. Credo sia asciutta, sì, c'è troppo l'impasto l'ho fatto troppo saporito, ho messo troppe spezie, più che sale ho messo proprio spezie, ma forse un po' troppe. Vabbè, comunque ho preparato qualcosina, dai. Adesso vorrei, mi ero messa anche a giocare con la Nintendo, ma vabbè. Vorrei decalcificare la macchinetta del caffè. L'ho dovuto prendere su Amazon a 16 euro. Lo so che sono tantissimi soldi, lo so, potevo prenderlo, l'ho preso, ma perché non c'era alternativa, cioè io non vado a usare cose che non sono di questo marchio, cioè su questa macchinetta uso solo roba sua, e forse anche per quello che sta durando così tanto. Comunque l'altro giorno avevo fatto una pulizia perché ogni volta che facevo il caffè veniva giù il caffè, cioè nel latte mi ritrovavo il caffè, cioè non dovrebbe essere così. Credo che succeda sta cosa perché la macchinetta è sporca, non ne sono sicura, però niente, adesso vorrei fare una pulizia, visto che comunque devo aspettare che cuocia il resto della roba.
vorrei fare questo lavoro qua. Mi sono cambiata maglia perché io ho freddo, ho davvero freddo. Sono venuta qua su 18-19 gradi. Sono venuta qua su a fare la merendina. Ciao Silvano! Silvio. E niente, sono venuta qua a far merenda. Quante rughe che ho, mamma mia, sempre peggio. Sapete qual è stato l'errore mio? Che io per anni non ho mai messo la protezione, e cioè mai messo, no, non è vero, ma usavo una protezione molto bassa. E negli anni scorsi poi io ero stata tantissimo al sole, lo sapete che a me piace tanto il sole, e quindi la pelle è invecchiata tanto presto. Beh, adesso ho 34 anni, non ne ho 20, però si vede, sono cose che si vedono alla fine. Qua ho il telefono che mi dice che c'è necessità di più luce. Stress. Adesso mi faccio il caffè. Virgola sta mangiando. Oggi metto un po' più caffè perché tanto sono da sola. Io il mio solito cucchiaino tutto rotto. Vabbè, l'ho scritto, lo voglio io così, perché quelli con la plastica intrappolano tutta l'acqua all'interno e io odio sentire poi le dita bagnate quando... No, non sopporto. E quindi uso sempre questo. Ehi Silvano, ciao! Silvio! Silvano, guarda che carino con la codina davanti sulle zampe. Silvano, ciao! Bello! Ah, che stanchezza! E sono comparsi i fiori. Però che tempo strano. Comunque da domani dovrebbe migliorare anche come temperatura. Vabbè, comunque adesso è tutto così, tutto coperto. Però la biancheria mi si è asciugata, quindi è positiva questa cosa, dai. Perché comunque c'è aria, quindi la roba si asciuga adesso, non è inverno. Ma tante volte si asciuga anche d'inverno, Guardate che effetto che fanno le nuvole lì, bellissimo. Con lo zoom, che roba. Stavo pensando, ma non mi ricordo più, virgola, che abbia 20 anni. Sapete che non mi ricordo. Non mi ricordo, virgola. Non mi ricordo di che anno è. È mia mamma che sa, io non mi ricordo. Ma io penso sia del 2004 lei. O 2005 o 2006. Non so. Però Peppe è del 2014, non c'entra niente, è troppo. No, 2014. No, lei c'era ancora quando c'erano tutti gli altri gatti che voi non avete mai visto.